Buongiorno a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per soggetti di 5-6 anni con in sediolo i gentleman, corsa senza frusta per 7 partecipanti, 1 Bliss del Circeo, 2 Bramante, 3 Bellissima Gar, 4 Antares Leone, 5 Biscuit del Nord, 6 Bimba Capar, 7 Adrenaline Go. Con favorita Biscuit del Nord, preferita dai bookmakers a Bramante. Ruolo di terza forza del campo è per Bellissima Gar, a precedere Bimba Capar. L'autostart prende velocità, si ritraggono il 3 e il 4 e si parte con veloce Bimba Capar che scavalca tutti e va a condurre nei confronti di Bramante, poi Biscuit del Nord che si parcheggia in terza posizione avanti a Bliss del Circeo, quindi ancora Bellissima Gara, Adrenaline Go e alla retroguardia Antares Leone. 15 per il lancio con Bimba Capar che ha preso la testa e mantiene l'iniziativa, sposta al largo Biscuit del Nord che si propone ai lati di Bramante. Si accomoda però lì perché Bimba Capar fa capire di voler correre al comando. 30,5 per i primi 400 metri di corsa, Bimba Capar in vantaggio, Biscuit del Nord all'esterno, Bramante allo steccato. Quindi ancora Bliss del Circeo che è andata a fare la seconda pariglia esterna dopo 600 metri in 46,1. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Bimba Capar all'avanguardia, Biscuit del Nord di fuori, Bramante allo steccato, Bliss del Circeo in pariglia, a precedere Bellissima Gar lungo i birilli, che è sempre avanti ad Adrenaline Go e Antares Leone. 1-1 per la metà gara e Bimba Capar continua all'avanguardia dopo un chilometro passato in 1:16,7. Mantiene sempre quei 3/4 di lunghezza nei confronti di Biscuit del Nord che prova ad avvicinarsi all'esterno, Bramante sempre allo steccato, poi Bliss del Circeo che sembra fare un po' di fatica a tenere la pariglia mentre muove in terza ruota. Bellissima Gara, 400 dalla conclusione, 1:31,7 3/4 di miglio, Bimba Capar in vantaggio, Biscuit del Nord all'esterno, Bramante senza spazio in attesa dell'open stretch, poi Numero Bellissima 7, Gar che viene in Adrenaline Go, mezzo alla pista, qualificata. la piegata conclusiva passata da Bimba Capar in 15 spaccato, entra in retta arrivo in vantaggio, Bramante che cerca l'open stretch, allargo ancora Biscuit del Nord e Bellissima Gar in vantaggio Bimba Capar, attacca Bramante di dentro, Bramante che passa nei confronti di Bimba Capar, Bramante che viene a vincere mentre per il secondo sono in linea Biscuit del Nord e all'esterno di tutti Bellissima Gar, 29,9 la chiusono, 15,6 ragguaglio cronometrico, il successo di Bramante, Filippo Monti per Enrico Fiaschi al training, i colori del signor Michele Coccia. La vittoria in open stretch da secondo in corda di Bramante, figlio di Naglò, che vediamo allungarsi allo steccato e venire a vincere, mentre per il secondo posto è Bimba Capar che salva da Bellissima Gar la seconda moneta, poi Biscuit del Nord, il successo per Bramante e Filippo Monti.